Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young e benvenuto a La Taverna. Come siete? Prima parte di questa conversazione con l'enologo Gianni Menotti, questa settimana. Ho conosciuto Gianni tanti anni fa, quando sono stato per la prima volta a Villa Russitz. A quella volta era una dei più importanti cantine in Friuli. Lui era l'enologo e lui è sempre un tecnico conosciuto per la qualità dei suoi vini. È uno dei più importanti consulenti in Friuli Venezia Giulia, anche oltre. Pluripremiato per i suoi vini, per tutte le guide. Veramente un grande personaggio. Ma prima di cominciare con questa conversazione, volevo parlare un po' delle degustazioni alla cieca, blind tasting. Sulla piattaforma di Threads, questa settimana, questa alternativa di Twitter, ho postato questa assertazione, questa idea che la degustazione alla cieca è inutile per 99,9% delle persone nel mondo. Però volevo essere chiaro di quello che volevo dire. Secondo me, degustare senza preconcezioni, allora degustare alla cieca senza capire chi è il produttore, di dove viene il vino, è molto utile per me e secondo me per tante persone, perché abbiamo tutti i nostri preconcezioni. Forse una bottiglia che so che costa tanto, forse una bottiglia che so che viene di un produttore che mi piace, un amico, e forse sono più disposto di essere favorevole con questo vino. Però, secondo me, la parte che è inutile di questa abilità di assaggiare un vino e essere in grado di dire esattamente che cos'è il vino, di dove viene, chi ha fatto, per me non è utile per le persone normali. E perché? Non sto dicendo che è facile da fare, è molto difficile da fare, ci vuole tanti anni di esperienza, ma mi chiedo, che cos'è il vantaggio che tu, con questa capacità, porti al consumatore o al tuo cliente in un ristorante? Se sei un sommelier, se sei una persona in grado di assaggiare un vino, riesco a dire che questo è un uvaggio di Cabernet Sauvignon fatto in queste condizioni, con questo tipo di suolo, allora devo concludere che questo è un Bordeaux di una certa annata, ma cosa è il vantaggio per me quando tu mi stai provando di vendere questo vino a me? Questa incredibile capacità delle persone con tantissima esperienza in confronto di una persona che vuole capire un po' di più di questo bellissimo mondo al vino, questo skill, e dice, ma non sarò mai così bravo con il vino, e sento questa incapacità di capire il vino in generale. Diventa intimidito del mondo del vino. Ha paura, una persona diventa paurosa nell'atto di comprare una bottiglia di buon vino, tra virgolette, forse qualcosa che costa un po' di più, perché, e l'ho sentito 1000 volte con le mie orecchie, non sono capace. E questa sensazione dei consumatori, soprattutto i giovani consumatori, che il vino è complicato, che il vino serve un'educazione, che il vino per le persone che hanno studiato contribuisce a questo momento di abbandono del mondo del vino. E dobbiamo smettere di feticizzare l'esclusività del vino e concentrare sul piacere del nostro prodotto. La convivialità di condividere una bottiglia con degli amici, di godere un momento di relax davanti a un bel programma su televisione o ascoltando un po' di musica sul divano.
Chi cazzo se ne frega se riesci a capire chi e cosa e dove e quando è stato fatto. Oh. Ah, aspetta un attimo. Ho quasi dimenticato. Abbiamo un vino della settimana. Questa settimana ho bevuto una bottiglia di Venica Ronco della Cima Friulano di 2023. Un vino che conosco e che ho bevuto nel passato di altre annate. Sempre una bottiglia bellissima, super bevibile, veramente un'illustrazione della bellezza di Tokai friulano. Questa bottiglia è stata consumata nei corsi di diversi giorni, è sempre stata fresca, fruttata, con diversi piatti. E devo ringraziare Ornella Venica che mi ha regalato questa bottiglia. Ornella è stata un ospite sulla taverna insieme con Serena Venica nel febbraio di 2023. E se non avete sentito quella puntata, torna indietro su Apple Podcasts o su Spotify o vai direttamente su latavernafriuli.it e ascoltate queste conversazioni in 2 parti come questo. Grande Ronco delle Cime friulano, e questo è il mio vino della settimana. Ok, senza altre conversazioni polemiche, parliamo adesso con Gianni Menotti. Allora, sì, ok. Buono questo Sauvignon. Sì, questo è il tuo friulano Sì. che sto assaggiando, no? Sì. Di Galliussi? Galliussi. Dimmi un po' di questo progetto, di questo vino. Lui, diciamo, è uno che faceva altri lavori, ma innamorato molto dell'ambiente viticolo. Ha comprato questa azienda qua vicino a Spessa di Cividale, e Ok. da lì è partito, insomma, il suo progetto con la sistemazione della cantina, che è molto bella, veramente bella, con qualche camera, per anche un salone se serve fare eventi, quelle cose lì. Ok. E così pian piano crescerà. C'ha un grandissimo Merlot, quello sì, che ti ok. invito a assaggiare, specialmente nella versione 2021. Adesso c'è il 2019. Il 21 Allora devo è aspettare stato un già po'. imbottigliato, il 19 è molto buono, ma il 21 è molto più buono ancora. Ok, bello. Fatto a Butrio questo, sai, ok. con vini con uve di Butrio, che sai, per me è un po' il top per il Merlot. Per il Merlot, ma per i rossi in generale, sì. sì. Allora parliamo, tu sei un uomo che non ferma mai, praticamente. Tu sei sempre Attivo. coinvolto. Esatto, questo mi piace tantissimo perché io ti conosco da tanti anni, mi sembra che negli anni 99 potrebbe essere che quando sono venuto per la prima volta di vedere Velorusits, no? Mhm. E non so se tu ricordi che c'era quella volta, mamma mia, deve essere almeno una decina di anni fa, che ho trovato una bottiglia del Graf de la Tour Sauvignon che tu l'hai fatto. No, Graf della Tour è rosso, Merlot. Scusami, Sauvignon della era- Tour, sì, scusami, sì. hai ragione. Era la Sauvignon che io volevo bere a Capodanno e non l'abbiamo bevuto. Ho detto, ok, Gianni, lo beviamo insieme. Certo. A qualche parte ce l'ho ancora la foto Wow. con te, che l'avevamo bevuto sulla... Che belle cose. No, molto bello. E sono stato stupito perché non ho mai pensato di Sauvignon come un vino che si può invecchiare così tanto, però questo era, mi sembra, 98, 99. Ma io ho la convinzione, guarda, che tutti i vini del Friuli, se fatti in una certa maniera, possono anche Sauvignon. durare veramente tanto, anche il Sauvignon. So, sì. Ovviamente tu hai tante, diciamo, pentole sulle fuoche, no? Dimmi un po' in questo momento con chi stai lavorando. Beh, sto lavorando con tante aziende qui nella zona dei Colli Orientali, del Collio, anche delle Grave del Friuli, poi mi estendo fino in Veneto, poi anche in Anche in Veneto. E in Sardegna. Wow. Sì, in Sardegna da un mio amico, ma insomma facciamo dei bellissimi lavori, poi anche in Croazia, in Slovenia e poi vado in Romania. Romania anche. Yes. Ah, ok, parliamo di questo, perché questi due estremi, no? Sardegna e Romania, mi piacerebbe un po' parlare in confronto del Friuli Venezia Giulia. Tutti e due hanno con la U, sai? Tutti i nomi con la U, no? Ah, sì, esatto. Non ho pensato di quello, è vero. È vero.
Ceausescu e quello era ormai morirà passato. giù e Sì, ma è tutto tutto U e anche è là vero. ci sono tanti U anche da quelle parti, anche verso Sardegna. Sì, sì. Raccontami un po' l'inizio della Mm. tua carriera, dove l'hai cominciato? Ma guarda, tutto parte prima di tutto dalla laurea in Ok, agraria, che insomma è stata per me qui fondamentale. in Friuli? No, l'ho fatta a Padova, Ah, ok, perché quella volta c'era ancora Padova, Friuli, qui a Udine non c'era ancora, per cui mi sono dovuto spostare da quelle parti. E è stata una bellissima università, molto, diciamo, riconosciuta no, anche a Padova è una livello. bellissima città anche. Certo, certo. E da lì, insomma, ho studiato, mi sono laureato, dopodiché ho cominciato nel campo della tecnologia, però Hmm. tecnologia che naturalmente doveva essere rispettosa della qualità dell'uva, eccetera. In questo caso era proprio la vendita delle presse pneumatiche. Ecco, Ah, da lì ho cominciato perché lì poi mi sono un po' anche così istruito un po' di più, ho avuto tanti contatti, tante cantine, è stato per me un palcoscenico molto molto importante. mhm. Sono Ma stato questo era proprio durante fortunato. l'esplosione di questa nuova Sì, 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 tecnologia. sì, perché c'erano ancora, si parla ovviamente degli anni 83, 84, non mi Ok, ricordo, insomma, quell'età lì, quando effettivamente non c'era ancora la diffusione di questo tipo di macchina, che però è stata ed è attualmente ancora usata, perché certo. effettivamente già mi ricordo all'epoca quando si diceva, quando si proponevano queste macchine, queste presse, si diceva guardate che questa sarà la soluzione per il futuro e nessun altro potrà superare questo. In effetti è vero, siamo ancora Ah, nel 2024 con lo infatti, stesso tipo di macchina. certo, certo. Cioè, Ed è stato veramente, anche perché è un fatto fisico, no? Cioè lì usi la pressione, no? La pressione deve essere più bassa possibile, lì si usa pressione veramente 0,2 atmosfere, anche di meno, ok. e questo chiaramente fa la differenza. Esatto, ma io quando spiego, ogni tanto se spiego un po' la storia di Friuli Venezia Giulia e come è stato rivoluzionato un po' la produzione, soprattutto dei bianchi, parlo sempre di questa tecnologia della pressa pneumatica. Certo, certo. E allora sono giusto di dire che questa tecnologia è più o meno rivoluzionato lo stile del vino in Friuli Venezia Ma Giulia, o no? assolutamente sì, 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 beh, ma non solo in Friuli, perché insomma è una macchina che e adesso si si è trova diffusa in tutto il mondo. dappertutto, sì. E tanti lo fanno, quindi prima c'erano solamente 2 o 3 ditte che lo facevano, adesso praticamente quasi tutti propongono questa macchina. Poi, sai, è cambiata nel tempo anche a livello di tecnologia, di riferimenti, di pressioni o anche di schede che vanno bene per un tipo di vino piuttosto che di un altro, Ah, tante ok. cose. Insomma, ecco, questo è cambiato, ma di fatto la pressione è sempre quella. E Mm. quindi questo ha rivoluzionato così come il frigo, no? Il frigorifero. Altro elemento fondamentale di quell'epoca è Esatto, stato, raffreddare il mosto. beh, Dio, lì è stata veramente la differenza importante, fisica, Mm. tutte e due sono elementi fisici, no? Quindi niente di chimico, nulla di strano. E questo effettivamente è ancora utile a 360 gradi proprio per fare un vino, guai se prescindi da questo tipo Mhm. di tecnologia, insomma. E il tuo prima esperienza come consulente, come Ma winemaker, no, cosa? no, sono andato dopo 3-4 anni che ho lavorato lì, sono stato chiamato a Villa Russiz Ah, ok. e sì, sì, e da lì è cominciata la mia carriera Quando enologica. era quello? Questo era nell'88. 88, Sì, sì. ok. Allora avevi già 10 anni di esperienze sulle Oh, spalle insomma, quando siamo conosciuti nel 98, no, 99. no, sì, sì, quella volta sì, 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 sì. perché io sono venuto qua a 98, allora prima Certo, di quello non è certo, possibile. certo, certo, certo. Beh, Beh, 10 buono. anni erano già abbastanza, sì. No, ma ovviamente a Sì, 10 sì. anni sei già esperto, no? No, esperto non sei mai, nemmeno adesso sono esperto al 100%, tutto evolve, tutto cambia, bisogna stare attenti a tutto, Mm. certo l'esperienza poi fa la differenza, questo è naturale. Hai, Comunque sì, sì, questo credo che insomma l'esperienza sia veramente un fattore fondamentale. hai, Però hai naturalmente, qualche ricordo speciale di quegli anni di Villa Rusiz che puoi raccontare? Qualcosa bella, ma qualcosa guarda, interessante? quello che posso raccontare è una delle cose che mi piace sempre raccontare quando questo Sauvignon, che insomma è stato un po' la mia prima così esperienza importante che ho comunicato e che la gente ha apprezzato. Come è nato? È nato dal fatto che appunto non trovavo in quell'azienda quando sono arrivato il Sauvignon che mi piaceva, ma di Mhm. fatto non era così semplice quella volta
fare il Sauvignon, pochi lo facevano, no? Veramente di un certo tipo. E allora, così, pensando a quello che avevo in mano, ho ritenuto che sia giusto vedere se nelle varie vigne che avevo a disposizione ci fosse la vigna con i profumi primari tipici del Sauvignon. Così è stato. Sono andato, mi ricordo, con una vecchia macchina a fare un giro col secchio, anzi con 5 secchi, mi ricordo. Ok. E ho raccolto le uve di ogni singola vigna e sono arrivato giù. Ho ammostato personalmente con le mani un po' tutto, ho assaggiato, sentivo, diciamo, questi profumi e mi ricordo che uno di questi secchi era particolarmente profumato. E da lì è partito proprio la selezione che ho voluto, diciamo, di questo vitigno, e da lì è partita un po' anche la fortuna, anche mia poi di fatto, ecco, su capire cosa fosse il Sauvignon e proporlo a livello internazionale con profumi tipici della zona che poi sono diventati proprio caratteristici del Friuli e quindi come terra, assieme a tante altre terre del mondo, importante per la produzione di questo vino. Ok. E Sauvignon è ancora una specialità tua o non Ma lo so? sai, adesso mi piace sempre fare il Sauvignon, così come mi piace fare anche altri vini, non ho mai avuto particolari... Uno preferito? Boh, è stato sì un preferito, ma assieme a tanti altri vini, ripeto, cioè prima lui era, poi pian piano si sono avvicinati altri fratelli, e anche il rosso, che poi adoro, il Merlot, è un vino che francamente mi dà sempre grandissime emozioni. Qui in Friuli si può fare veramente grandi Merlot. Grandi Merlot. Sì, specialmente adesso, sai, con questo cambiamento climatico. Più caldo. Sì. Sì. E spostando avanti nel tempo dopo Villarusic, ovviamente lì è stato un po' esclusivo all'inizio e sei stato sempre consulente per tante diverse aziende? No, mi ricordo quella volta, no, lavoravo solo lì, poi così di concerto anche con la proprietà, insomma, ho potuto fare anche questo, poi alla fine, insomma, il matrimonio si è concluso ed sono diventato solo consulente, e con grande soddisfazione. Peraltro adesso sto continuando questo lavoro e mi dà veramente grandi risultati, grandi emozioni, grandi passioni, insomma lavoro molto bene e sono qua a parlare di vino perché mi piace parlare del vino. Anch'io, ovviamente. Sì. Io volevo un po' parlare forse della tua filosofia, forse che tu hai sviluppato durante la tua carriera. Possiamo parlare di bianchi, possiamo parlare di rossi. Parlando prima qui con Matteo Bellotto, ho sentito che forse tu sei più convinto dei monovitigni, diciamo così, invece dei blend. Ma come si può descrivere il tuo approccio al vino? Diciamo vino bianco per l'inizio e dopo parliamo di vino rosso. Ma guarda, io quello che ha detto prima Matteo è stato per me molto, mi è piaciuto, ecco, questa sua affermazione, perché in effetti corrisponde a quello che io ho sempre cercato. Il monovitigno sì, è stato per me l'elemento di partenza, no? Sul quale che ho studiato, che ho voluto sempre definirlo. Ecco, quando tu bevi un vino devi assolutamente... il vino deve corrispondere a quello che tu bevi, a quello che tu leggi, insomma, no? Il Sauvignon deve corrispondere al Sauvignon, il friulano, eccetera, eccetera. Questo è stato sempre il mio obiettivo. Io ho voluto sempre rendere il più vicino alla verità, alla realtà, a quello che il benchmark, come ti dicevo io, di quel tipo di vino corrispondeva, volevo che lì fosse. E questo è stato sempre in tutti i vini, bianchi o rossi che siano. Poi chiaramente mi sono un po' anche specializzato anche nei blend, ma sempre ricordando il monovitigno, cioè il monovitigno deve dare in questa idea di blend quel tipo di prodotto che a me piace, quindi resta sempre la caratteristica del monovitigno anche nel blend, ma che dopo diventa un tutt'uno e il blend diventa vino stesso, lui stesso, un vino suo a parte, un altro tipo di vino che se lo faccio deve continuare nel tempo con quella tipologia. Si può dire che il tuo, non so, il tuo approccio soprattutto ai vini bianchi monovitigni è quello
per mancanza di altre parole, quella scuola di Schiopetto che deve essere pulito, che deve essere... Sì, Schiopetto era poi vicino a me quella volta come azienda, con lui ho avuto tantissimi confronti. Vicino nel senso di spazio, sì, proprio dall'altra parte della strada. Eravamo attaccati, sì, quindi Sì. lo vedevo spessissimo. E per me è stato un grande maestro che ha voluto sempre rispettare questo. E ho scoperto che anche era del mio segno, peraltro, quindi eravamo proprio, Zodiacale. eravamo sì, della Vergine, quindi sai, siamo ok. molto così puntigliosi, molto maniacali, eccetera. Quindi mi sono trovato, ho scoperto dopo questo, ma ho detto, ma guarda un po', ha le stesse mie idee più o meno. E così è andato, sì, è vero, lui è stato un grande maestro della pulizia del varietale, eccetera, sì, Di quello che cerchi anche tu. Sì, esattamente. Sì. Allora, stainless steel, l'acciaio deve essere un po' la base del tuo metodo. Ma sai, sì, adesso poi si stanno ampliando tutti questi concetti, la vinificazione non è solo in acciaio, si ritorna al cemento, Cemento al legno stesso, alla ceramica, tante possibilità. Ma devo dire che l'acciaio resta comunque l'elemento che più di tutti riesce ancora a lasciare, diciamo, intatto il vino, la varietà del vino. Ecco, quindi lì mi è sempre piaciuto lavorare. Non è detto che l'acciaio sia un prodotto, diciamo, un contenitore che possa cambiare il vino oppure dare delle caratteristiche, che so io, chimiche, come magari qualcuno può pensare. No, è proprio asettico da quel punto di vista, quindi ti lascia il vino con me, ecco, quindi e poi anche qualcuno vuole cercare complessità magari con altre cose, lo puoi trovare anche benissimo in acciaio. E quindi l'importante è sempre partire da uva importante, allora riesci in tutte le soluzioni, diciamo, di vinificazione o di contenitori, insomma, riesci a trovare questa larghezza, questa complessità, questo spessore in un vino alla stessa maniera. Lieviti selezionati o lieviti indigeni? Ma lieviti, allora, qui è sempre il solito problema di tante volte che si parla di tutto questo. Io credo che entrambi siano la stessa cosa. Sì, perché in ogni caso i lieviti autoctoni sono quelli che sono, diciamo, nella vigna, nella cantina, sono gli stessi, sono molti di più, ma gli stessi di quelli che usi. Solo quelli che usi, magari acquistandoli, che sono già stati sperimentati, sicuri anche dal punto di vista proprio sanitario e anche nei confronti proprio della salute dell'uomo, io credo. Riesce a dare proprio un prodotto che non abbia particolari, diciamo, cadute tecniche, diciamo, che possono essere dal punto di vista proprio anche della salubrità, qualcosa di diverso. Vale a dire, non so, cito la volatile, per esempio, l'acidità volatile, che è un elemento, i lieviti selezionati tendono ad averne di meno, ecco. Per cui non sono, cioè ho usato anche lieviti indigeni, per l'amor di Dio, però con quelli non riesco a fare quello che io ho sempre voluto, cioè un vino che possa rappresentare quel vitigno in tutte le maniere, perché molte volte la fermentazione avviene con un lievito piuttosto che in un altro, allora è meglio che ci sia quel lievito che vuoi tu, che possa dare quel risultato. Quindi non voglio adesso dire nulla in tal senso, per me vanno bene entrambi, è una scelta tecnica, ma non cambia nulla dal punto di vista, anzi forse anche diversamente nei confronti dei vitigni, cioè dei lieviti così, che sono sempre naturali, anche quelli che acquisti, possono dare però una certezza anche di salubrità, forse. Io ho sempre fatto questo scherzo con lieviti indigeni e lieviti selezionati, che se tu vieni invitato a cena nella casa del tuo boss, del tuo capo di lavoro, no? Tu porti con te il tuo amico che tu conosci già da anni, che sa come lo comporti, che non prova con la moglie del capo, certo. o tu prendi qualcuno sulla strada che forse hai conosciuto una volta nel bar o durante un caffè e lo porti, che non sai come si comporta. Esatto. E quella è sempre stata la storia che ha raccontato quando si parla di indigeni. Bravo, hai trovato veramente una similitudine molto molto azzeccata. Ti piace? Molto interessante, bella. Mi è piaciuta questa. Io ho sempre fatto quel paragone. Bravo, Wayne, proprio
grande paragone, Ma mi piace molto negli questo, sì. anni ho imparato almeno qualcosa. Sì, ma vedi, per questo non si deve fare sempre, cioè dividere il vino in due categorie. Il vino è sempre quello, poi alla fine, no? Bravo. Non mi piace questo tipo di approccio, diciamo, ecco. Cioè quelli, ah no, voi usate i lieviti selezionati, ma cosa vuol dire i lieviti selezionati? Lo usano il 99,9% delle produzioni e sono comunque lieviti naturali, tutti lieviti naturali, selezionati ma naturali. Esatto. Ma è come, Allora, natural wine per te è ma, proprio... ma certo, ma è ancora più naturale questo vino, secondo me, perché rispetta proprio la tipologia del vino al Ah, 100%. ma quella categoria che si chiama vini naturali, Ma cosa non ne significa pensi? nulla, nel senso Ah, che cioè, è anche un termine francamente un po' così, che può deviare un po' il concetto sul vino stesso. Non esiste il vino naturale o non naturale, tutti i vini sono naturali. È una tipologia, non è sinonimo di naturale chiamarlo naturale. È un vino che lo fa in una certa maniera, ma praticamente alla stessa maniera degli altri, non è che cambia molto, ecco. ok. Ecco, vorrei che tutto questo fosse chiaro, ecco, non facciamo distinzioni particolari, sono proposte diverse, ma non Ah, che una sia meglio dell'altra, cioè ognuno sceglie poi quello che vuole, ma non che una faccia bene e l'altra faccia male. Il vino naturale qualche volta paradossalmente potrebbe fare anche peggio dell'altro se magari non è condotto in una certa maniera, perché magari produce certe deviazioni anche di carattere proprio chimico che possono essere magari negative. Quindi, ma non voglio neanche dire questo che non è assolutamente, diciamo, l'argomento che vorrei affrontare. È comunque così. Quindi non voglio essere, non voglio essere fazioso, voglio essere che ognuno sceglie il vino che vuol fare. mhm. Basta, questo. E Basic. ognuno beve il vino che vuole. Ok. Eh. Anche se quel vino è difettoso? No, Ah, ok. difettoso, quella è un'altra cosa. Il vino difettoso potrebbe proprio arrivare proprio da un controllo, da una mancanza di controllo, diciamo, del tecnico che può far deviare la fermentazione e produrre delle cose non volute, delle cose che sono anche appunto difettose. Sì, perché hai parlato di volatile, Sì, no? Il appunto, ma Brettanomyces che spesso nei sì, vini sì, che sì. sono fatti tra virgolette naturali lo trovo spesso queste Vedi, cose, però non ecco. sono visti spesso come E difetti. invece è un difetto molto importante perché il Brettanomyces o Brettanomyces, come dici tu, Mhm. all'inglese, è veramente un elemento che si sta diffondendo sempre di più. E per combatterlo bisogna lavorare in una certa maniera, in maniera pulita, selezionata, in modo tale che questo non avvenga. È un prodotto, il Brettanomyces, che non è buono perché dà delle sensazioni fenoliche non piacevoli. Mm. Però se a qualcuno piace, vabbè, ma nella logica di produzione il Brettanomyces è un prodotto difettoso. Sì, secondo me, anch'io, quando ci sono difetti, secondo me sono facilmente quantificabili. Mm-mm. No? Quando hai un livello di Brettanomyces o un livello di volatile che è un certo livello quando incide sul vino. Ovviamente certi tipi di vini, quando si parla un po' di Côte Rôtie, qualcosa così, ho trovato spesso questi difetti, però per loro fa parte del goût du terroir, no? Ma no, no, è E forse vero. ci vuole un po' di volatile per aggiungere un Ma, po' di la, ma, vivacità a un ma vino sì, fatto in certo, una zona calda. il rosso per esempio ci vuole un po' di volatile, Ok, ma non esagerata, deve certo. essere l'equilibrio E anche questo lì. si può quantificare. E questo lavori insomma in una certa maniera, ma sai quando fai un rosso c'hai la fermentazione malolattica che necessariamente tira su un po' la volatile, la maturità stessa che diciamo in qualche maniera lascia il lievito così, che deve lavorare un po' di più, deve forzare un po' il suo lavoro, questo Mhm. provoca molte volte un po' di volatile, ma questo è normale, è normalissimo, basta che non raggiunga valori che possono essere chiamati difetti. Che poi il valore, il numero non è così importante. Certo, sappiamo che c'è un grammo litro insomma, a disposizione fino a quel punto lì, ma quando arrivi a quel punto lì sei già oltre, insomma, no? Ok. Sei già oltre, quindi bisogna mantenersi sotto, ovviamente, anche per legge. E questo, per fare questo devi avere un vino, un'uva tanto sana, perfettamente sana, e condurre tutta questa fermentazione, seppur
con un po' di volatile che si crea, ma contenuta, e questa l'esperienza viene fuori e ti dice ok, posso lavorare con questo, con questo acido malico riesco ad avere questo tipo di volatile, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di parametri anche stechiometrici che possono poi arrivare a produrre questa perfezione di vino rosso. Ecco, ma per questo dico, no? Ecco, vogliamo ottenere grandi vini. I grandi vini si ottengono qualche volta anche con le massime attenzioni, no, qualche volta sempre con le massime attenzioni, e quindi la conduzione di questa vinificazione deve essere precisa, perfetta, non lasciata al caso. E molte volte lasciata al caso ti provoca volatile. E ricordiamo che la volatile, oltre a essere limitata per legge, e anche fa male. E non certo, la volatile può far male al fegato, insomma, non è che... questo non sapevo. Dio, dal punto di vista... Perché c'è un limite per questo motivo. Perché l'aceto non è che tu possa bere chissà quanto aceto, ti spacca il fegato. E tutti quelli che bevono, non lo so, un cucchiaio di aceto di mela dentro l'acqua ogni mattina? No, un po' sì, ma tutte le cose un po' va bene. Mia nonna diceva che non è la qualità che fa male, ma la quantità, no? Come sempre. È il dosaggio. È il dosaggio che conta. Sì. Esatto. Parlando, sempre tornando delle conversazioni che abbiamo fatto prima con Matteo, tu hai detto che tu hai questi benchmark per i vini che lo fai. Spiegami esattamente cosa significa quello. Questo è interessante. Ma il benchmark per me è il vino che nella mia vita enologica ho bevuto e che mi ha dato il massimo delle soddisfazioni dal punto di vista della rispondenza alla varietà e anche delle soddisfazioni organolettiche quando lo bevi. Ecco, questo per me è il benchmark che ho trovato. Quel vino che ricordo, no? Memorizzato in maniera precisa, in tutte le sue, in tutti i suoi parametri, per me quello è il benchmark. Mi ricordo che ho assaggiato quel tipo di Tokai, o friulano adesso, questo è il tuo obiettivo. Quello è, io ricordo quello, nella mia testa è quello, cioè poco importa per me se sa di gelsomino piuttosto di confetto, piuttosto che di mandorla o quello che è, deve avere quelle caratteristiche che ho memorizzato quella volta, o comunque nel percorso mio di enologico, e che ho ottenuto quella massima soddisfazione. Quello è il benchmark. Perché spesso quando si parla di vino comincia di parlare tantissimo di questi particolari aromi, sapori, tutto quanto, che anch'io ammetto che non sono un grandissimo degustatore quando si parla di indovinare i diversi tipi di fiori che si trova o diversi tipi di frutti che si trova dentro un vino. Però sempre, soprattutto quando ho lavorato in cantina, questo è diventato molto meno importante, più importante l'equilibrio, l'alcol, la sensazione di corpo, la densità di frutta, tutte queste cose, la pulizia. Ma sai, conoscere queste cose è anche simpatico così per trovare convivialmente anche una spiegazione sul vino, far ricordare a chi è a tavola con te o al banco con te che sta bevendo questo vino e ha queste caratteristiche. Sì, è giusto che questo, tutto è giusto, insomma, tutto fa parte della conoscenza del vino. Chi in una maniera, chi nell'altra riconosce questo vino. Uno magari perché sente più il gelsomino, l'altro perché sente più l'albicocca e così via. Ma poco importa, l'importante è che quel vino sia corrispondente a quello che deve essere, insomma, ecco, tutto qua. Allora deve essere questo benchmark per me. Esatto, questa espressione di quel tipo di vino. E per quello tu sei un po' più parziale per i monovitigni. Sì. Perché tu sai che tu hai un archetipo, questo benchmark per un Sauvignon, per un friulano, e vai verso quello lì. Sta diventando più difficile tenere questi benchmark negli anni, tu che hai decenni di esperienza, ovviamente tu hai visto anche il cambiamento climatico in Friuli. Sì. Cosa ha cambiato? È diventato più difficile o più facile fare questi benchmark? Ma sai, allora, quello che posso dirti anche quest'anno con l'annata appena trascorsa, anche questa alta temperatura, questo global warming che sta arrivando da tutte le parti ormai, ha determinato sì dei cambiamenti, ma devo dire che la rispondenza dei vitigni qui in Friuli non è cambiata molto. Ecco, c'è anche quest'anno, per esempio il Sauvignon, quest'anno che aveva oltretutto anche gradazioni alcoliche importanti, chi lo ha coltivato in una certa maniera e così via. Però devo dire che il profumo c'è ancora tantissimo. Quindi forse questo cambiamento climatico non è così impattante nei confronti dei vitigni, ecco. No. E questo fa ben sperare.